Io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo. Ma questo è arrivato. Quando leggo all'articolo 27, mi vedi trovando su schermo? Non l'ho. Non c'è capito. Non l'ho collegamento. Non c'è un collegamento cattivo. Addio. Tanti nomi lontani, tanti nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, Questo. voci crescenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattenti, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. 26 gennaio 1955. Di Radiogramma 5. Sono proprio 40 anni che siamo nell'etere in vostra compagnia. Una vita piena, intensa, di profonda comunicazione e di forti emozioni, retta però da un filo conduttore unico, un solco che è sempre stato quello della solidarietà e del sostegno a chiunque ne avesse bisogno. Tanti uomini e donne sono passati qui dentro. Chi ha lasciato meravigliosi ricordi, chi no, ma tutto ha contribuito a rendere unica e diversa da tutto il resto
questa grande radio Gamma 5. Il 28 febbraio venite con noi a festeggiare in modo nuovo, bello e giusto i 40 anni di vita insieme. Telefona al 339 469 36 66, ripeto 339 469 36 66, oppure 347 66 18 523, ripeto 347 66 18 523. Ti assicurerai un posto per partecipare alla nostra gioia, quella di essere riusciti a mantenere vivo l'impulso di libertà e di mutuo soccorso sociale del nostro fondatore Franco Carraro. Difendi il tuo diritto ad essere informato e consapevole. Radio Gamma 5 ti ha sempre dato questa possibilità. Ricambia ora con la tua partecipazione. Ti aspettiamo. Sapete che la rivista scientifica più importante del mondo, Nature, ha scritto che i test su animali sono inaffidabili, mentre i nuovi metodi di ricerca sono di gran lunga più esatti? Sapete che negli Stati Uniti il Consiglio nazionale delle ricerche annuncia un cambiamento epocale per i test di tossicità, perché gli studi su animali cederanno al posto a quelli su cellule umane? Come ha detto Jeremy Rifkin sull'Espresso, il mondo scientifico è arrivato alle stesse conclusioni dei movimenti antivivisezionisti. Le prove di tossicità fatte su animali non hanno valore scientifico e dalla loro sostituzione dipende la salvezza di molte vite umane. Per tutelare la nostra salute e abolire la dannosa e fuorviante sperimentazione animale, telefonateci. Fra 2 minuti torniamo in onda, ragazzi. 0720, oppure scrivete a Ok? Fra 2 minuti on air. Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. Ed eccoci ritornati in diretta da Radio Gamma 5 94 MHz in modulazione di frequenza da Campo d'Assego, via Antoniana 66, Veneto, Italia. Certo, questo messaggio è arrivato, lo leggo veramente con soddisfazione. Se prima abbiamo avuto un messaggio in cui diceva tira via sto inno, cava sto inno perché mio nonno ha combattuto per dei valori, è vero. Questo discorso invece di Calamandrei, e Fabio ce lo ricorda, 3 finale, dice: ciao Gino, dopo un discorso senza tempo, così l'inno nazionale assume un significato molto profondo. Fabio, e io credo proprio che sia questo significato profondo che noi vogliamo far nostro attraverso la difesa di questa Costituzione e attraverso anche la difesa fino ad arrivare a denunciare coloro che hanno attentato alla Costituzione cedendo la sovranità dello Stato italiano, cioè di noi tutti, da Capo Passero giù, Palermo, dove va giù in Sicilia, fino alla vetta d'Italia. Cosa dici, caro avvocato Marco Mori da Genova? Siamo sulla tua lunghezza d'onda? Pronto? Avvocato? È caduto. Abbiamo l'avvocato che è caduto. Era in linea, ma si vede che si è spostato un attimo, non c'è problema. Lo ricontattiamo e per il momento vi beccate un altro po' di inno, oppure no, ma vi do un po' di musica, come si dice, che è positiva. No, è una musica che fa riflettere anche questa, dai. Intanto che contattiamo il nostro avvocato, state lì, non andate via. Allora, vediamo se ce la facciamo. Pronto? Oi.
Pazzesco. Abbiamo addirittura il telefono che è saltato. È possibile che sia saltata la linea del telefono? Lo hanno fatto saltare. Pazzesco. No, io proprio 700 me ne sa. 3, 4, 6, 6, 5, 3, 9. Eccoci qua, è ricaduto o era caduta la nostra linea? Esatto. Adesso vediamo se ci sentiamo. Tu mi senti ancora? Vediamo. Eccoci, dovremmo essere in linea con l'avvocato. Avvocato Mori, ci sei? Ci sei, avvocato? Avvocato, ci sei? Non sente il microfono, al tuo. Non si sente nel mio? No, devi mettere il ricevitore del telefono. Sì, aspetta un attimo. Caro avvocato, mi senti? Pronto? Come mai non riusciamo a sentirlo? Che problema c'è? Dov'è il problema qua? Avvocato, ci senti? Non è questo problema qua. Lui ci sente, ma noi non lo sentiamo. Ecco, ti sentiamo, ma quando è ora di metterti in onda, sembra che tu sparisci. Strano. Vediamo, Ci senti adesso? Niente. Ci senti? Sarà dura riuscire a venirne fuori, perché qua abbiamo dei contatti. Facciamo così, un attimo solo, stai lì un attimo. Allora, fammi un attimo chiamare la Gigliola, Casefora, la Gigliola, la conosci? Gigliola, di essere io un attimo qua. Mi domando come che non si fa a sentire. Sì, anche noi, ma quando io ti sto per mettere in onda, c'è un qualche cosa. Ci senti adesso? Mi senti? Vedi che io non ti sento più? Mi senti adesso? Tu ci senti, ma noi no. Scoprimi l'arcano, perché io qua lo sento e lì non lo sento. È aperta la linea qua. Sì, ecco, quando sento così lui sparisce da qua, vedi? Se io faccio così, tu lo senti, prova a sentire. Avvocato, di... Pronto? Sì. Sì. Allora, aspetta un attimo. Te ne ascolti? No, non sono più ascolti. Senti ancora adesso? Pronto? No, mi sente? Sì. Non va in diretta però. Non va in diretta come mai? Secondo te? E devi alzare il discorso della regia però. Boh, prova quello. Pronto? Mi sente? Mi sente? No. E tu non va neanche quello degli ospiti? E i preascolti qua non esistono? No. Quindi, un attimo. Aspetta Marco, stai lì. Adesso abbiamo il tecnico che ci sta dando una mano. Sì. Ora vuoi che ti dica anch'io? È così. No, non riesco a capire cosa può essere accaduto. No, per aprire la telefonata che vada in diretta è questo. Lui deve alzare il cursore della regia e dovrebbe andare in diretta. Prova. Però vedi che lui non mi sente più qua? Non sente più? E lui sparisce da qui. No, tu non lo senti, ma dovresti sentirlo in cuffia tu. Non lo sento neanche. Aspetta. Pronto? Marco, mi senti? Ecco, in cuffia io lo sento. È a posto, allora va in diretta? È in diretta? Bene, allora ci siamo. Avevi la musica? La musica c'era, ok. Boh, questo è chiuso. Ok, abbiamo avuto il tecnico che ci ha aiutato. Marco, sei in diretta. Bene.
andiamo avanti e abbiamo fatto ascoltare appunto questo inno alla fine del discorso di Calamandrei sulla Costituzione del 55. A queste parole un nostro ascoltatore, Fabio, ci ha detto, dopo un discorso senza tempo, cioè che è sempre valido, l'inno nazionale assume un significato molto profondo. È questo che ci manca, forse un ritorno al passato, perché il presente ci fa schifo probabilmente, anche ai radioascoltatori. Cosa dici? Sì, adesso ci sentiamo un pochino forse. Sì. Allora, io ti avevo più o meno preannunciato una sorpresina, ma poi ti ho anche svelato un po' in anteprima che cos'era. Oggi pomeriggio alle 2 sono arrivato qui in radio e con calma mi sono messo un po' a chiamare coloro che avevano ritirato qui in sede radio la denuncia, la famosa copia per cui la distribuivamo nelle varie serate del venerdì e in altre occasioni. Io ero arrivato a darne via un 48 copie e ho chiamato, ti dirò, 31 persone. Non ho ricevuto risposta da 4 o 5 di loro perché probabilmente erano impegnate, non c'erano, non hanno risposto, altri erano occupati, telefoni. Comunque ti devo comunicare che su una ventina, sì, ne ho praticamente 5 che hanno portato la denuncia. Allora, se su 25 l'hanno portata, diciamo che è una buona percentuale secondo te, secondo il tuo a naso così? Sì, forse ecco, c'è bisogno di sentire sul collo il fiato maleodorante di un padrone che destina la tua vita come la devi vivere,
Cioè ti dice quanti soldi devi prendere a fine mese nonostante tu abbia lavorato 42 anni e 6 mesi come me per esempio ed è un anno che sono in pensione e mi sto chiedendo se questa pensioncina che mi sono fatto facendomi un mazzo così alla fine non sparirà o non si ridurrà talmente tanto da ridurmi a dover venderti quella 4 muri che ti sei fatto con sacrificio, perché è chiaro che il mutuo quindicinale, ventennale che ti sei fatto è costato fatica, no? E questo piccolo proprietà che hai e che ti salva e che hai un tetto sopra la testa, ti viene portata via da un capitalismo neoliberismo sfrenato, egoista, massacratore di sentimenti, di famiglie, di esseri umani. Non sfoci poi in una guerra vera e propria perché ci metterà gli uni contro gli altri. C'è chi sarà, quello che sarà ridotto sotto un ponte dopo dovrà pure andare a prendere da mangiare qualcosa, allora dovrà saltare dentro la casa di un altro che anche lui dovrà vedere come andare, mettere insieme il pranzo con la cena, no? Cosa dici tu? Ascolta, tu facevi un discorso, no, sull'euro, che è stato il primo esercito che è entrato così, è stata le prime truppe che sono entrate attraverso l'euro in Europa e
che hanno ridotto un po' maluccio, perché se avevamo la nostra liretta, bene o male, ci si barcamenava. Però io ho delle persone con cui parlo al mattino, altri pensionati, i quali difendono l'euro e dicono: guai, la liretta, tornare alla lira, che disastro, noi adesso con questo euro stiamo un po' bene tutti quanti perché è una moneta stabile, perché cambiare, dove andremmo senza l'euro? Sento questi discorsi e naturalmente non posso approfondire perché sennò si arriva a uno scontro anche, no? di ragionamenti. A sinistra, fuori da sinistra. Scusa.
Ho capito, c'è Marco Macis che vorrebbe farti qualche domanda, considerazione? Buonasera, intanto sono Marco Macis, buonasera a tutti gli ascoltatori e all'avvocato Marco Mori. Sì, dicevo, una curiosità che mi passa per la testa, volevo questo chiarimento. Dicono che abbiamo pagato sugli interessi sul debito dal 1981 ad oggi 3.000 miliardi, quindi superiori al debito pubblico attuale che abbiamo di 2.100 miliardi. È corretto o no? Sì. Ah, sì, sì. Sì. Non ti sente perché non è in diretta. Dimmi che la ripeto, Marco. Sì, dicono che abbiamo pagato appunto dal 1981, l'anno del divorzio. Abbiamo pagato dal 1981 di interessi sul debito pubblico. Quanto? 3.000 miliardi. 3.000 miliardi sull'interesse pubblico. Abbiamo un debito di 2.100 miliardi. E abbiamo un debito di 2.100 miliardi. Quindi abbiamo pagato più interessi. Abbiamo pagato più interessi, dice Marco Macis. È sparito. No. Sì, ti sentiamo. Ecco, adesso Marco Macis pone la domanda a me che io poi te la pongo a te, perché siamo così. Sì. Quindi ovviamente se fossimo restati con la lira non avremmo più avuto quella quota di interessi appunto potendoli gestire con il nostro Ministero del Tesoro che ne emetteva come prestazione di ultima istanza i soldi e quindi regolava le tasse, potevamo pagare meno. Quindi, perché dicono che la sovranità... Sì, allora dice Marco Macis che la sovranità non è importante, ma tanti me lo sento dire anche addirittura da chi difendono i risparmiatori come le banche. Dice che non saremmo costretti praticamente ad aver pagato così tanti interessi se avevamo la moneta nostra, quindi non andavamo in prestito di soldi per poi pagargli degli interessi sopra. Avevamo la moneta nostra, la banca nostra, giocavamo in casa, no? Come la gallina che fa le uova, perché deve andare a chiedere a un'altra gallina le uova se le fa lei? Tutta una carica qua. Che così ascolti. Si comportò insultando, ho fatto una metafora, come un qualsiasi cliente di una banca che ha un fido che va presso la sua filiale e gli chiede di revocargli il fido. Quindi tanto la linea della banca. Invece il ministro del Tesoro non assumerà anche il proprietario della banca, ovviamente. Eppure chiede che gli fossero tagliate le linee di credito sulla base di questo spettro dell'inflazione che era dovuta a un evento del tutto eccezionale, che era lo shock petrolifero, che poi sarebbe finito e quindi l'inflazione sarebbe rientrata tranquillamente. Anche perché l'inflazione non è che si tiene bassa soltanto chiedendo moneta di prestito ai mercati, cioè è una balla, tutti i mercati possono avere interesse a questo tipo di questioni.
Quindi questa è la realtà tragicomica di quanto è successo. Dico tragicomica perché effettivamente fu qualcosa di assurdo. E pensa tra l'altro che sempre nella lettera si decise di sopprimere, poi fu fatto a livello normativo circa 10 anni dopo con Giuliano Amato, lo Stato si tolse anche la possibilità di avere uno scoperto di conto pari al 15% della spesa corrente presso la sua banca. Cioè in sostanza, se per questioni emergenziali, prima, che ne so, faccio un esempio, un terremoto per dire, dovevamo ricostruire spendere X, potevamo farlo semplicemente con un click, perché la mia banca ovviamente mi dava uno scoperto del 15% della spesa pubblica. Questo consentiva di far fronte a quegli eventi eccezionali che oggi invece non vengono in nessun modo tutelati. E quindi noi magari abbiamo la tragedia del terremoto dell'Aquila, dove a distanza di anni ancora nessuno quasi ha riavuto le proprie case. Questo perché lo Stato non è più sovrano. Molto semplice, perché non penserete mica che in Italia non c'è qualcuno capace di ricostruire le case a queste persone. Certo che lo sappiamo fare, non ci manca la malta, non ci manca la calce per farlo, non abbiamo i soldi e questa è una situazione demenziale, inaccettabile per uno Stato e poi definitiva, come dicevo prima, reato, perché ovviamente abbiamo distrutto quella che era la personalità giuridica della nostra nazione. È corretto, scusami, potrebbe essere corretto allora formulare l'ipotesi, così ci mettiamo al riparo da ogni querela possibile, immaginabile, che qualcuno si sia venduto a potenze, che ne so, poteri forti sia nazionali, internazionali, si sia proprio venduto nel vero senso della parola, cioè lo abbiano pagato molto bene per fare queste cose, perché è incredibile, cioè un pazzo può chiedere alla propria banca di togliergli la linea di credito, no? Cioè un pazzo, cioè un folle che va lì, la banca è sua, no? Io ho letto quel passaggio, la banca è mia, vado lì e gli dico all'impiegato, guarda che se vengo a chiedere dei soldi, non me li dare, e soprattutto toglimi anche il conto, toglimi tutto, cioè toglimi la possibilità di essere titolare di questa banca. Ma è una follia completa. Cioè, noi eravamo troppo presi a fare qualcos'altro, probabilmente, i politici lo stesso, dove erano? O andavano a donnine, o non lo so, o erano pieni di coca, o non so cosa facevano questi qua, perché tanto li hanno beccati e allora non è che... sì, si può fare l'ipotesi, si può dire di tutto, ma le denunce ci sono di questi personaggi che hanno fatto queste cose. Ma per favore, ma questi PM, la magistratura, devo dire, ma sia collusa, in parte non collusa, oppure non abbiano, come dici tu alle volte, come si sospetta, non abbiano la potenza del popolo dietro di questi. Magari io ti ho fatto l'esempio di 25, no? Che invece di 25 sì, sono 5 e 20 sono titubanti, no? Se qui invece di questi 5 sgangherati fossero stati tutti 48, avremmo potuto dire, facendo in scala, 48 milioni di denunce. Cosa fa uno che è al potere quando vede arrivare 48 milioni di denunce? Ma cosa fa? Ma dove va? Ma deve prendere un elicottero a scappare, perché ormai la gente ha capito, si è svegliata, altro che Sanremo, altro che Grande Fratello, altro che Maria De Filippi, altro che la posta per te, altro che tutte queste cazzate qua, capisci? Altro che il calcio fra poco, che non andranno neanche più allo stadio sti qua, no? Che stanno tornando. Cosa mi dici, caro Marco? Ah. Sì. Ma roba
Cose folli. Sì. Che fa l'ironia. Sì. Bene, ascoltami, ti leggo qualche SMS che è arrivato. C'è una citazione qui che dice: forgeremo uomini che quando parlano è come se scolpissero sulla pietra, ordinati nei tempi e nei modi, fedeli alla loro linea e continuare, sapranno cavalcare il fulmine, lotteranno per tenere il male lontano da casa e ruberanno i minuti all'eternità. Ciao da Paolo. Poi ce n'è un altro, dice: mi trovo perfettamente d'accordo con voi, però c'è da dire che prima della crisi creata ad hoc nel 2008 l'Europa non andava male con l'euro, nonostante tutto. Cosa ne pensate? Ciao Filippo. È lui, il telefono di Mori.
Sì. Pazzesco. Non ti Mi sente pare di dire cose che insomma, sono non ti veramente sente l'acqua Mori, calda, no? non ti sente Mori. Eppure ormai sono concetti che dal Vieni a nostro fare la domanda dibattito qua, ma politico. dopo non senti più tu lui. Sì, caro Marco, c'era Lorenzo, voleva dire qualcosa, ma abbiamo questo problema che tu non ci senti, allora devo fare io riportare. È una roba veloce, una roba breve, una roba lunga? Una domanda Sì. semplice, che è Sì. l'articolo che abbiamo letto prima in pratica, Sì. che appunto dice, c'è qualcuno che dice che siamo quello che è successo nel 2008 Sì. non è in pratica che si riproduca, si riprodurrà qualcosa di molto peggio invece, cioè una crisi di sovrapproduzione globale e una stagnazione di lungo periodo. Sì, dice che la crisi del 2008 si riproporrà peggiore con una stagnazione dei consumi e una sovrapproduzione globale. È perché non girano i schei, insomma, non gira la grana. Mm.
Sì, c'è un messaggio che arriva proprio a questo proposito, dice: buonasera, mi sono appena sintonizzato, chi è Marco al telefono e qual è il libro a cui fate riferimento? Grazie, buonasera Corrado. Tu l'hai appunto detto. Ecco, e arriva velocemente. Abbiamo, fra l'altro, è andato all'8° posto, poi adesso è al 5° posto, mi pare, nella classifica. Sì. Certo. Ma noi non demordiamo, Radio Gamma 5 è sempre sul pezzo anche di domenica, pensa a te, che siamo qui a livello, come si può dire, a livello proprio, come si può dire, a che livello siamo qui? Volontariato di popolo, buttiamola lì, siamo tutti volontari del popolo, per informare il popolo, per farlo svegliare. E quindi stiamo per arrivare verso la fine perché alle 6 chiudiamo. C'è Marco Macis che mi farà una domanda e io poi te la riporto. Sì, questa settimana ho aiutato un mio amico avvocato che stanno difendendo i risparmiatori delle Popolari e Veneto Banca. Sì. A una manifestazione a Fonace Carotta che si è tenuta questa settimana. E appunto stanno cercando di difendere i risparmiatori per quello che hanno perso in quelle banche lì. Sì. Però ho ricordato loro che sì, è una strada totalmente positiva per seguire i colpevoli che hanno nascosto l'effettuale valore di determinate azioni quando erano tutt'altre. Quindi si parla di determinati reati, però volevo chiedere all'avvocato, quel fenomeno del buy-in appunto, l'ho detto anche agli avvocati, ci si trova davanti a un fatto in cui quando è normato dall'Unione Europea questo, cioè che ci possono togliere i soldi, alla fine queste cause anche collettive possono essere, io credo di sì perché vanno di pari passo, ma dovrebbero andare di pari passo con una denuncia del genere per violazione dei principi fondamentali, perché l'una non esclude l'altra, però da sola credo che quella collettiva non arrivi a molto. Tu dici allora che la causa... Che la causa principale, quella che sta alle chiavi di volta, è quella che ha beccato l'avvocato Mori con Giuseppe Palma, la sovranità, insomma, perché se tu non rendi la normativa europea incostituzionale, com'è, tra l'altro, penso ci sia poco da poter difendere gli risparmiatori. Sì. Allora, riassumendo tutto il discorso di Marco Macis, perché non me lo ricordo tutto, lui dice che la strada giusta è quella intrapresa attraverso la denuncia e che i cittadini debbono scaricarsela dal tuo sito, dal sito di radiogamma5.it, per portarla poi alle procure o alla caserma di carabinieri, perché se siamo in 40 milioni questi se la fanno addosso e scappano addirittura con gli elicotteri. Certo che se siamo in 40 non combiniamo niente, è vero o no? Ma... Siamo insieme a quelle delle banche perché... Ma chi...
Quindi invitiamo tutti i politici ad aiutarci. L'ultimo messaggio che ti leggo è questo, caro Marco, prima di salutarti Marco, l'ultimo messaggio è questo, ma è un po' lugubre, dice battaglia persa, dovremmo vedere i morti, ma forse se questo qui porta alla denuncia e convince in altri 10, che convincono altri 10, che convincono altri 10, che convincono altri 10 milioni, che convincono altri 40 milioni, è fatta, non serve a fare i morti, portate con la penna e la carta, sti 23 fogli a ogni procura, costa meno, no? Sì, sì, sì. Sì, sì. Certo. Bene, ti ringrazio caro Marco, noi ci risentiamo via Facebook e poi ci ritroveremo di nuovo qui, ok? Grazie, ciao Marco, grazie a te, sai del tuo impegno. Ciao, risentirci da Marco Macis e Lorenzo Filippi. Ciao. Bene, noi abbiamo terminato,